Una vita senza insulina per i pazienti diabetici di tipo 1. Questo è l'ambizioso progetto che il Centro regionale per la terapia cellulare del diabete, diretto dalla professoressa Lucrezia Furian, si è dato lavorando al trapianto di isole pancreatiche microincapsulate. Il trapianto di insule pancreatiche, come viene fatto oggi, prevede che le cellule vengano isolate da un organo di un donatore deceduto e poi vengano iniettate nel paziente. Queste cellule possono essere rigettate. Noi dobbiamo in qualche maniera imbrogliare il sistema immunitario, possiamo farlo in tante maniere. Quella che abbiamo scelto è quella di nascondere le molecole che evocano la risposta immunitaria, che evocano il rigetto. Abbiamo scelto una strada che non tocca la genetica delle cellule, ma le ricopre, le nasconde tramite un biomateriale, un polimero che fa passare lo zucchero, fa passare i nutrienti, l'ossigeno, ma che non fa passare gli anticorpi che attaccherebbero le insule pancreatiche. Un progetto triennale che ha richiesto un intervento di 1.400.000 euro. 770.000 euro sono stati finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Abbiamo visto con grande favore e grande fiducia questo progetto che promette di essere un passo avanti significativo in campo scientifico e anche in campo assistenziale. Io ho fiducia nelle persone che hanno veramente un curriculum e hanno saputo ottenere la stima di grandi centri internazionali di ricerca e di assistenza e quindi si è pur consapevole che la ricerca è sempre un'avventura scientifica che può finire bene e può finire male, ma noi siamo confidenti che questo sarà un progetto che darà grandi soddisfazioni, ripeto, sia sul terreno scientifico che su quello assistenziale. Un progetto importante nato anche dalla collaborazione con le istituzioni presenti sul territorio. In presenza di risorse sempre meno abbondanti o sempre più scarse, la interazione fra ciò che fa il pubblico e ciò che fa il singolo cittadino sentendosi investito del dovere di dare in termini di solidarietà qualche cosa al prossimo, no, dicevo, questo è assolutamente indispensabile. Il lavoro di squadra, che vuol dire sentire la comunità molto vicina a quelle che sono le esperienze, i progetti dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova, e questo ci fa veramente molto piacere.